Un confronto non facile, quello di domani tra Biden e Putin, collegamenti aperti con Mosca e Ginevra, li vedete? Cominciamo dalla Russia con il nostro corrispondente Sergio Paini. Sì, è stato il Cremlino oggi a far sapere che il vertice di Ginevra di domani comincerà alle 13 e durerà almeno 4 o 5 ore e i negoziati si svolgeranno alla presenza del ministro degli esteri russo Lavrov e del segretario di Stato americano Blinken, ma se vorranno i due presidenti potranno anche avere un colloquio riservato faccia a faccia e questo sarebbe già una buona notizia. Poi alla fine dell'incontro ci saranno le conferenze stampa separate, stavolta prima Putin e poi Biden. L'agenda del vertice è stata concordata ma non sarebbe stata ancora raggiunta un'intesa per il documento finale. I russi non hanno grandi aspettative ma il colloquio, fanno sapere dal Cremlino, sarà comunque utile perché sono divisi su tanti temi ma finalmente si parleranno. Linea Roma. E a Ginevra, dove Biden è arrivato nel pomeriggio, tutto è pronto.